Ecco, vediamo. Allora, eccoci rientrati in studio, eccoci qua rientrati in studio. Allora vi proponiamo, sempre da questo lavoro di Attilio Bolzoni, abbiamo estrapolato due interviste a Leonardo Guarnotta, presidente del Tribunale di Palermo, e di Alessandra Camasso, magistrato, amica di Falcone e Borsellino. Sentiamo cosa hanno detto. Io credo che nessuno di noi pensasse alla carriera in quel momento. Basta pensare che Giovanni non è riuscito a vincere nessun concorso, arrivare a nessun posto che aveva chiesto, non al posto di consigliere del CSM, non al posto di alto commissario, non al posto di procuratore della Repubblica, e quindi l'accusa è stata fatta di gestire il potere. Come può rispondersi a questa domanda? Era un rivoluzionario vero, si vede che era un vero rivoluzionario. I rivoluzionari, la rivoluzione chiede tempi e noi non glieli abbiamo dati. È vero che lui ha perso tutte le battaglie, lui, ma la magistratura no, grazie a lui. Giovanni prima di tutto e Paolo a seguire hanno interpretato, cioè hanno voluto capire se queste persone non avessero avuto una visione che andava oltre. Quindi un occhio diverso, secondo me questo sono stati Paolo e Giovanni, due occhi diversi. Ecco, due considerazioni diciamo che fanno un po' pensare, no, Trotta? Nel senso, il Presidente del Tribunale di Palermo che dice non lo facevamo per carrierismo, per voglia di fare carriera o quant'altro, e quella che anche, come dire, per certi versi sorprende l'amica del magistrato che dice ma questi sono dei rivoluzionari, sono veramente rivoluzionari o forse facevano veramente il loro lavoro? Anzitutto il dottor Falcone e il dottor Borsellino erano rivoluzionari mentre facevano semplicemente il loro lavoro. Perché? Perché, come diceva prima il direttore, erano isolati, soli, insieme ai loro pochi colleghi di fiducia con cui lavoravano, avevano rimodernato le indagini sulla mafia, perché veniva intesa come sistema di potere in cui ci sono i soldati semplici, i vari Totorina, Provenzano e quant'altro, e poi c'è la mafia di un altro livello, la mafia dei cosiddetti colletti bianchi, vogliamo definirla, la mafia che fa gli affari importanti con lo Stato. È palese che l'organizzazione denominata Cosa Nostra, quella militare possiamo dire, è sempre stato il braccio armato dello Stato, e quindi a convenienza, per ritornare a quanto lei provocatoriamente diceva, direttore, a convenienza lo Stato l'ha usata o a convenienza l'ha cercato di limitare. In questo duplice momento, possiamo dire, si inseriscono dei magistrati che non stanno più al gioco, che quindi decidono di scardinare passo dopo passo, seguendo la legge, la normativa antimafia, bellissima, finalmente approvata nell'82, il sistema di potere mafioso. Ricordo che il nostro... Ma chi disturbava il potere mafioso? Perché teniamo presente che il gruppo Borsellino-Falcone non nasce per caso. Che esperienza ha avuto Falcone nel mettere insieme lo staff che poi ha portato al grande processo? Non c'è lo zampino degli Stati Uniti? Il pool di antimafia di cui fa parte Falcone nasce nell'83 grazie all'ideazione di quel grande magistrato che in pochi sempre meno ricordano purtroppo, che era il dottor Rocco Chinnici. Il dottor Rocco Chinnici capisce che per cercare di fermare la fenomenologia mafiosa, e il fenomeno mafioso, come diceva Pio La Torre, è un fenomeno di classi dirigenti. Guarda caso nell'82, il 30 aprile, prima della morte del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, Pio La Torre, che non era mai piaciuto agli americani, in quanto gli americani avevano ovviamente i loro interessi sulla Sicilia, le basi missilistiche e quant'altro, anche Pio La Torre viene eliminato. Cito qui l'importantissima inchiesta che faceva il dottor, una delle ultime purtroppo, il dottor Giovanni Falcone, ovvero quello sull'omicidio, sugli omicidi eccellenti, e in questi omicidi eccellenti il dottor Giovanni Falcone aveva inserito Michele Reina,
anche lui della Democrazia Cristiana, segretario provinciale se non ricordo male, Piersanti Mattarella, presidente regione ovviamente, Pio La Torre, che politicamente erano avversari sul piano politico, ma con l'unico obiettivo di allontanarsi politicamente dallo status quo di allora. E allora, rileggendo questo inserendo questo nella macrostoria del nostro paese, anche la lotta alla mafia, possiamo capire che la lotta alla mafia è una lotta contro un potere di cui fa parte la mafia, ma non c'è soltanto la mafia. Ma a quell'epoca in Sicilia cosa stava succedendo? Di che cosa si occupava particolarmente la mafia? No, però professore, io mi porrei la questione non solo cosa sta succedendo in Sicilia, ma cosa stava succedendo in Italia e nel Mediterraneo, perché altrimenti il fenomeno mafia non lo riusciamo a stringere. Perché anche nella Democrazia Cristiana, anche nello stesso Andreotti, ci sono un Andreotti 1 e un Andreotti 2, certo. Una DC che per un periodo nella lotta anticomunista è alleata su indicazione americana con i mafiosi e poi nella fase 2 cerca di svincolarci da questo. Cioè, sono fenomeni dinamici che in realtà destabilizzano una democrazia nel nostro paese. Allora, io mi chiedo, per farla breve adesso, siamo in una democrazia davvero stabilizzata? Perché negli ultimi 2 o 3 anni l'allarme sulla mafia è stato messo una specie di silenziatore. Anche da più di qualche anno. Ecco, dico, è corretto questo silenziatore? Siamo in una democrazia, mi permetta, siamo in una democrazia fragile, dottor Gottardo, siamo in una democrazia fragile in cui dopo la parentesi dello stragismo mafioso, tutto, non è che la sommersione, tutto è tornato come prima, cioè il fenomeno mafioso è tornato, come diceva il dottor Guidotto, alla sua normalità, a un fenomeno che non lo vediamo, di incensurati, come dice oggi Attilio Bolzoni, giornalista, è un fenomeno di classi dirigenti, come diceva Pio La Torre. Ma, secondo me molti analisti e anche magistrati di primo piano parlano di sommersione della piovra. Io penso che la piovra sia rimasta dov'era, come ha detto lui, si è limitata a mettere da parte, a mettere a riposo i tentacoli della violenza mafiosa per fare lavorare di più e meglio i tentacoli dell'economia mafiosa e del collegamento con i pubblici poteri, soprattutto politico. E questo è pacifico perché dopo il 93 non ci sono stati grandi eventi delittuosi, non ci sono cosa stati. È successo quindi? Cos'era successo? Era successo e qua bisognerebbe scavare bene e leggere bene la sentenza di condanna di Marcello Dell'Utri, perché tutti concordano nel sostenere che nel momento in cui Riina nota tutti gli altri notano il crollo dei 2 partiti principali di riferimento, pensano di darsi da fare con la attraverso la creazione di un nuovo partito, Sicilia Libera, che avrebbe dovuto essere costituito da soggetti incensurati ma affidabili per Cosa Nostra. Il progetto era stato predisposto e curato soprattutto da Bagarella, il cognato di Totò Riina, e aveva svolto un ruolo non indifferente anche Marcello Dell'Utri, il quale era stato mandato a Milano per fare investimenti. Risulta da atti che Bontade aveva messo là Vittorio Mangano per controllare Berlusconi dall'interno del palazzo. Ecco, spillavano soldi, poi davano soldi ma chiedevano anche soldi nel corso del tempo. Ecco, e quindi a un certo punto Dell'Utri era fin sopra i capelli coinvolto in questo progetto.
A un certo punto però vengono fatte analisi commissionate da Dell'Utri, da Berlusconi, eccetera, e si scopre che loro arrivano alla conclusione che sarebbe stato meglio creare un altro partito con epicentro al nord, Forza Italia. Nel momento in cui si va in porto questa idea, il partito dei mafiosi Sicilia Libera sparisce, non c'è più. E allora i mafiosi per chi hanno votato dopo, se non per il partito creato da Dell'Utri, ma Dell'Utri non ha mai operato in nome e per conto proprio. E d'altra parte sia Dell'Utri che Berlusconi, questo bisogna dirlo, gridarlo tutte le sere, se potete, credo che non potete perché sarebbe noioso, sono attualmente indagati come nell'inchiesta sulla strage di Firenze del 93. La cosa sorprende perché i giornali non pubblicano più questa notizia. Questa notizia è stata lanciata e ripetuta nei primi giorni e poi abbandonata. Perché? Perché non tutti hanno buona memoria, potrei dire come me, ma non è così. C'è un perché però. Se lo vuole raccontare. No, cioè, è un potere. Stai attento alle querele. Sono collezionista, anche di archiviazione. Diceva, voleva sapere i nomi? Lei ha lanciato il sasso, ci apro la mano e ci racconti. Se si scrive su Google Berlusconi e Dell'Utri indagati per la strage di Firenze, via dei Giorgofili, vengono fuori delle notizie pubblicate in siti di giornali autorevoli, importanti, tipo Repubblica, tipo Corriere della Sera, eccetera. Il giornale per un po' camuffare le cose insomma, però quei giornali hanno pubblicato queste notizie, nei siti si trovano. Ecco, quindi la domanda era con precisione, perché io tendo a divagare, di questo si sono già accorti ovviamente. Sì, ma professore, guarda, se la mafia è un dato di potere, quindi con tutti i collegamenti che i poteri hanno nazionali e transnazionali, io ammetto che c'è solo un dubbio che sono stati dei rapporti con i partiti di potere, di volta in volta, che alcuni sono spariti. Andreotti non c'è più, sì. La Democrazia Cristiana non c'è più, purtroppo il Partito Socialista non c'è più, ma la mafia è rimasta. Ma è rimasta. Poi mi si dice, io non so qual è il partito della mafia. Dell'Utri. Io sto ai documenti che ci sono, poveraccio, sta tirando, io gli auguro lunga vita, però ma certo, sta lì rinchiuso in carcere, fa fatica a respirare. Il buon Berlusconi sopravvive in buona salute, ma ha 82 anni e Forza Italia praticamente non c'è più. Ma la mafia c'è ancora. Falcone, allora, questo voglio dire, c'è ancora, allora dobbiamo andare all'epicentro di questo fenomeno, non agli epifenomeni, perché se c'è una permanenza, allora la battaglia dell'antimafia deve essere una battaglia di carattere politico più complesso e di rendere pubblico questo carattere politico. Una democrazia non può essere come la luna, che ha una faccia sempre oscura e una faccia sempre chiara. Bisogna che la fase lunare della politica democratica cessa, perché altrimenti la fase lunare della politica democratica c'è sempre una faccia oscura. Quindi far emergere la faccia oscura, quello che i romani del potere, quello che i romani chiamavano l'arcana imperi, perché non è che mi racconto la storia che la mafia adesso non c'è più. Sono d'accordo con quello che dicevi tu, professore, la parte stragista violenta non c'è più, ma l'altra c'è ancora e viene utilizzata a maggior ragione. Ma scusatemi, gli americani a largo della Sicilia hanno 2 enormi portaerei
2 enormi. Ma volete che uno che mette 2 enormi portaerei con bombe nucleari a bordo non si ponga anche il problema del controllo della Sicilia? Certo. Ma allora cominciamo a ragionare in fenomeni più complessi, che ci vede a noi molto molto piccoli, meno capaci di essere protagonisti, e pensare che quindi lo strumento della magistratura è indispensabile. Io delle volte quando mi viene in mente Falcone mi viene in mente un'immagine in pizzeria vicino a dove abitava Vicco della Campanella e mi venne l'incubo, perché non capivo che il fenomeno è tale che ci schiacciano rispetto a questo. Allora bisogna fare una battaglia, primo culturale, e questa si sta facendo, seconda più propriamente politica. La politica non può avere facce oscure. La storia della democrazia in Italia, arriviamo a paesi, a tempi recenti, dal 48 ad oggi, è una storia piena di stragi e di lati oscuri non risolti. Non è che era stato risolto il problema di Falcone e Borsellino e 4-5 inchieste, ma Moro hanno fatto altre 4-5 inchieste, non è stato risolto nessuno dei problemi. Ma allora ci saranno dei motivi. Qual è il potere vero della mafia? Qual è il rapporto del potere mafioso con i poteri finanziari, con i poteri militari, con i poteri internazionali? Quale elemento di destabilizzazione svolge la mafia? E se la mafia oggi per esempio è scomparsa, è davvero scomparsa? È perché si è stabilizzato un sistema che va bene a quei vecchi equilibri lì? Cioè, queste sono domande un po' meno, come si dice, tecnico, giudiziarie, eccetera. Realistiche, eccetera, però bisogna chiederselo. Allora, io concordo così a livello di opinione sul fatto che ci sia stata la manina americana, c'è stata nella strategia della tensione. Il generale Maletti, molto legato a Andreotti, che è latitante in Sudafrica, ha detto che, in modo esplicito, che in particolare per la strage, nella strage di Piazza della Loggia di Brescia c'era dietro la CIA. E non solo la manina, la CIA, la NATO, tutto l'atlantismo, eccetera. I servizi segreti italiani, al vertice dei servizi segreti italiani, in un certo periodo, quando c'era Gelli in auge, diventavano, ai vertici venivano messi dei soggetti dopo che avevano fatto l'affiliazione e quindi il giuramento di fedeltà all'P2, significa quindi a questo mondo che sta dall'altra parte, insomma. Questo è il discorso. I servizi segreti non è che sono fatti dei padri di famiglia che cercano di risolvere i loro problemi personali e poi mettono le bombe o le fanno mettere dagli altri, sono dei funzionari, dei dipendenti dello Stato che vengono invitati o ai quali viene dato l'ordine da parte dei politici, da parte dei esponenti del governo di comportarsi in un certo modo. Questo vale come principio. Allora che significa? Che Narracci, che Contrada, che la Barbera, molto, molto amato a Venezia, erano a servizio degli americani, eccetera. Io non lo so, però unendo insieme tutti questi elementi di conoscenza viene fuori, si arriva alla conclusione che la Marina americana c'era questa paura dell'avvento del comunismo, perché era diventato in prospettiva il partito più forte d'Italia, e quindi più volte si è parlato di sistema, ed è il termine più corretto per indicare la mafia e altri poteri, cioè sistema come insieme di elementi, sistema politico mafioso, massonico, sistema di un insieme di elementi collegati fra loro da vincoli di interdipendenza e di reciprocità. Io faccio questo e tu fai quello. Professore, però adesso il comunismo non c'è più. Non c'è più cosa?
il comunismo. E la mafia però c'è ancora, questo voglio dire. Io lo so qual è il partito. Ecco, ma il comunismo, almeno quello che siamo stati abituati a considerarlo fino alla fine degli anni '80, fino al muro di Berlino, quello non c'è più. Lo dico come non c'è più. E quello che c'è adesso, il simpatico Putin, è pure amico di molti simpatici capi democratici, quindi quel tipo lì. Però la mafia c'è ancora, perché è uno strumento di potere aideologico e oltre ideologico. Non è che gli interessi americani, perché c'è Trump, non usano questo contro il comunismo. Questa è storia passata. Non dobbiamo confondere infatti lo Stato con i partiti politici, cioè, la mafia si è sempre adattata in quanto potere o sistema di potere all'istituzione statuale dell'epoca, come si era adattata ai Borboni prima dell'era militare, si è adattata alla militare, si è adattata alla Repubblica, si adatterà ancora una volta, in quanto è un fenomeno sociale. Lo diceva il dottor Giovanni Falcone, è un fenomeno umano, prima nasce, cresce e si spera che prima o poi morirà. O dobbiamo aspettare l'estinzione del genere umano o speriamo di essere più bravi del... Sì, però attenzione, storicamente la mafia ha avuto un'evoluzione mostruosa, perché la mafia di Garibaldi, per cui un'altra cosa, diamo sempre la colpa alla mafia quando non ce l'ha, poi non è che poi siano degli angeli, ma la mafia viene sempre presa di mezzo quando qualcuno vuole gestire l'operazione, tirare il sasso e nascondere la mano. Questo è il punto. Allora, lo sbarco in Sicilia organizzato dalla mafia per gli americani è una balla stratosferica, che vorrei che la buona volontà di qualche storico si mettesse a cartabellare e scopre che invece fu il tradimento di generali italiani che dovevano dimostrare agli alleati la possibilità di fare un accordo separato con i tedeschi. Allora dice: dimostrateci se siamo in grado, e li lasciano sbarcare. E questo venne fuori sulla settimana Incom, che era un giornale che si stampava nel subito dopoguerra, dove i generali italiani che venivano incolpati anche per l'attacco di Taranto, che avevano creato una situazione vantaggiosa agli inglesi e ai francesi e agli americani, per cui non era così logica l'alleanza Italia-Germania. Allora, siccome non si può dire è stato generale arrivato alla pesca, allora si dice è stata la mafia. Ma che la mafia a quell'epoca fosse in grado di far sì che gli americani potessero sbarcare, questa è una balla stratosferica, perché non aveva... I mafiosi che si alleano, i picciotti che si alleano con Garibaldi, sono morti di fame. La mafia prende consapevolezza e certezza nel dopoguerra, e il primo è appunto Salvatore Giuliano, che prende certezza di quello che può essere e non è inviso dagli americani. Gli americani hanno un senso di gratitudine nei confronti della mafia, perché possono anche loro gestirla a loro vantaggio proprio nella guerra fredda. Poi si alleeranno anche gli altri partiti che sono contro il Partito Comunista, e quindi la mafia diventa potente perché bisogna che lo faccia. Ma attenzione, la mafia ricicla l''ndrangheta, la camorra, ricicla la cassa del Mezzogiorno, e i nostri telespettatori, che spero che siano anche giovani, forse non ricordano che la cassa di Mezzogiorno contava migliaia di miliardi di lire italiane buone, che valevano più dell'euro di adesso, per aiutare il Mezzogiorno. In realtà era una sorta di sanguisuga all'interno delle casse dello Stato, perché poi c'era la mafia che organizzava come aggiustare le strade, come mettere a posto, mettere i monumenti. Io ricordo che c'è un monumento che ho visto adesso non ricordo dove, non a Corleone ma là vicino, che è un pezzo di cemento, ma siccome è stato fatto da un grande artista, quindi è costato milioni, e c'è un blocco di cemento messo lì che serve a qualcosa. Seconda cosa, poi, gli americani chiamano Falcone in America
Avete contezza? Sì, è andato, si è incontrato con Bush padre, Sì, ma quando era sì, presidente, ma era stato non prima è un capo della viaggio CIA. politico, è un viaggio tecnico. Un viaggio, che per quello che risulta viaggio tecnico, che poi fosse anche Allora, un viene addirittura messo a sua disposizione un ufficio nella FBI. E quando lui dice allora farò il grande processo, gli americani che sono molto pratici, diceva se metti in piedi un grande processo non arriverà mai alla fine, devi prendere uno alla volta come facciamo noi, lo bastoni bene, lo metti dentro, poi ne prendi un altro, lo metti dentro, perché sennò se metti un grande processo succede tutto il contrario di tutto e non si arriva alla fine. E difatti il grande processo tecnicamente ha delle grosse problematiche. Non è che non fossero colpevoli quelli che, ma diciamo in via di diritto è stato spinto abbastanza, e tant'è che rimane ancora negli uffici dell'FBI, c'è ufficio di Falcone, Giovanni Falcone. Ma Falcone... E a quell'epoca gli danno che cosa? Gli danno un pentito, giusto? Sono gli americani che danno tanti capi dei servizi italiani per quegli uffici lì, sì, anche recentemente. Ma gli mettono a disposizione un pentito, giusto? Dice bene, ma Falcone ha dato lezioni, e questo è stato riconosciuto sia dall'FBI sia dalla polizia criminale tedesca, ha dato lezione free, che abbiamo visto nel filmato, nell'aula bunker di Palermo in prima fila, quello con, come si chiamano? Gli auricolari. L'auricolare. Free ripete sempre in quell'aula che Falcone è stato per loro un grande maestro, e infatti nella loro sede c'è una statua, un monumento. Perfetto. Falcone. Ma perché gli americani sono interessati che la mafia siciliana venga combattuta? Perché c'è un traffico di droga, la Sicilia è diventata la fabbrica della droga che veniva poi esportata negli Stati Uniti, e gli americani dicevano non possiamo andare avanti. Sì, ci sono state delle fasi. Questa è la fase iniziale del percorso di Falcone, che si prende poi a carico anche Borsellino, lo convince e parte. A quell'epoca però, io ricordo che nell'89, gennaio dell'89, invitai Borsellino a 2 incontri, uno a Udine all'università e uno in una scuola di Bassano, c'è il filmato in internet. Ebbene, la prima cosa che mi chiese, andando dalla scaletta dell'aereo al locale dove c'erano le valigie, mi ha detto: lei cosa pensa di questa liberalizzazione della droga? Lui voleva capire da che parte stavo da questo punto di vista, e io gli ho detto: guardi, è inutile approfondire, la droga per me è un male, non se ne parla, stop, chiuso. Dice, sa, allora era compiaciuto, rideva sotto i baffi, ma io vedevo che era la prima volta che ci vedevamo, però capivo già, insomma, dalle telefonate, un tipo molto ironico. Mi ha detto, dice, sa, l'altra volta ho chiesto al comandante dei carabinieri, mi pare che era Viesti all'epoca, da quanto tempo non sequestrate morfina base in Sicilia? Lui mi ha detto, da tanto tempo. Dice, secondo lei che cosa significa? Dice, non ha saputo rispondere. Significa che se non c'è la materia prima, significa che non c'è la lavorazione e non c'è prodotto finito, quindi il prodotto la lavorazione avviene altrove. Già la prima scoperta di raffinerie in Sicilia risale al 1980, in precedenza la droga era raffinata nella zona di Marsiglia, e a Palermo nell'80 arrestarono un chimico belga che prima lavorava a Marsiglia. Ecco, queste le fasi, quindi già nell'89-90 il discorso droga c'era, ma già si parlava di utilizzo. Nell'83, in base al rapporto consegnato dalla Guardia di Finanza alla Commissione Antimafia, nel 2003 il 60%
nel 93, il 60% dei flussi di denaro sporco era orientato verso il credito, il 60%, e il resto, gli importi non me li ricordo, cioè il fatturato delle mafie non lo ricordo, però era notevole, insomma. E la droga non era come fonte, non era al primo posto. Sì. C'erano le estorsioni. Però che funzione aveva Buscetta? Buscetta che funzione aveva? Buscetta è stato il primo grande pentito che ha consentito allo Stato italiano... A Falcone? Chi l'ha consegnato a Falcone? L'FBI americana, perché era un pentito americano, si era pentito. E attenzione, Buscetta negli Stati Uniti, il pentito non può dire alcune cose, raccontare alcune cose, lo mettono il tempo che ritiene necessario. Io ho una bella cella, e poi gli dice: devi scrivere da quando sei nato, la tua memoria, tutto quello che hai fatto. Se sbagli di tanto così ti molliamo, perché un pentito lasciato libero vuol dire che domani mattina non c'è più, no? E Buscetta racconta tutto agli americani. Gli americani non passano l'intero incartamento a Falcone. Falcone dovrà ricominciare da capo e chiedere tutte le cose che lui ha bisogno, e sicuramente ha fatto una grande esperienza e sicuramente è una persona tecnicamente preparata, però Buscetta non gli racconta tutto. E quando Falcone gli dice: ma chi c'è dietro di te? Perché lui era al massimo dei vertici a livello internazionale, perché lui faceva arrivare la droga negli Stati Uniti e i soldi dagli Stati Uniti alla Sicilia. Che poi questo percorso sia stato interrotto era logico, certo. No? Quindi, ma questo così nasce il gruppo D. E c'è un altro fattore però che lascia sorpreso. Quando siamo alla vigilia del grande processo, dove Falcone e Borsellino ed Estate devono mettersi lì a dare un senso a tutte queste tracce che hanno raccolto, e devono metterle insieme e dargli un senso del diritto penale, pensano di andare, gli consigliano di andare all'Asinara. No, consigliano, li obbligano. Allora, lo Stato li manda in soggiorno obbligato. Intenda bene, gli è un consiglio. Gli è un consiglio. No, io te consiglio, è meglio. Sono stati obbligati a soggiornare all'Asinara. Perfetto. Allora, all'Asinara dice: andate lì, perché poi vi manderemo tutti i fascicoli e voi potrete lavorare in tranquillità. Sì. I fascicoli non sono mai arrivati. Allora mi dice chi ha fermato questo il grande processo? I fascicoli li hanno utilizzati, tant'è che sono state la base del Quando sono tornati a Palermo, allora sono tornati in possesso dei fascicoli e il grande processo ha proseguito. No, non è che l'hanno mandato là per non fare niente, l'hanno mandato là per lavorare tranquillamente, perché... Ma non hanno lavorato perché non avevano i fascicoli dietro? No, fra la fine di luglio e i primi di agosto dell'85 erano stati uccisi il commissario Cassarà, il commissario Montana e l'agente della scorta Roberto Antiochia di 22 anni. Subito dopo scatta l'allarme e quindi vengono portati all'Asinara per questione di sicurezza e per lavorare in pace. Non credo che non abbiano fatto niente là, non hanno fatto tutto, l'hanno completato il lavoro dopo. No, non arrivano i faldoni. Quando tornano a Palermo vengono di nuovo in possesso dei faldoni e comincia il grande processo, e questo ritarda naturalmente la partenza del processo. E peraltro si pagano anche le vacanze. Sì, una cosa importante da dire è questa, che già all'epoca erano stati condannati a morte dal Tribunale della Mafia. Appunto, che li portarono all'isola, è chiaro che per un motivo preciso di sicurezza. Bene, come mai arriva all'aeroporto di Venezia nel maggio del 90 e non ha la scorta? Chi? Borsellino. Mi ricollegavo al discorso di prima. Borsellino, vado a prenderlo io, marito e moglie, avevo prenotato l'albergo nel centro di Castelfranco, l'ufficio per la sicurezza pubblica, per l'ordine alla sicurezza pubblica provinciale di Treviso non aveva disposto alcuna protezione,
il maresciallo comandante della stazione mi disse faremo dei giri attorno all'albergo, ma il giro non serve a niente, tant'è che quella notte lui avrà dormito bene, io no, e l'indomani lo fece ospitare in una villa dei fratelli delle scuole cristiane di Paterno del Grappa. Però i carabinieri hanno continuato a fare il giro di notte anche nella notte quindi li ha trasferiti in maniera... Sì. Ecco, allora, come mai nell'agosto del 90 nella villa di Villa Grazia, da dove è partito il 19 di luglio prima della strage, nell'agosto del 90 non c'era la scorta fissa, c'era un carabiniere giovane che andava e veniva. Una volta, quando il carabiniere era per fortuna là, si è introdotto nella villa, ha varcato il cancello un tizio che non si sapeva cosa andasse in cerca. È andato, pur essendo in ferie, a Marsala, lui alla guida e il carabiniere al fianco con la pistola in mano. Certo. Livatino fu ucciso lungo la strada, era solo. Alla stessa maniera. Falcone era col carabiniere, ma se arrivano in 2 macchine o in 2 motociclette fanno fuori. Ecco, queste cose non le sa nessuno, Certo. e non le dice nessuno. Certo, ma allora io riprendo quello che lei diceva prima. Abbiamo un botta e risposta tra Berlusconi e Totò Riina. Chiaramente in posizioni completamente diverse, uno a Mosca, uno in altre parti, e quindi sono le slide. Allora abbiamo preparato delle slide dove abbiamo possibilità di leggere appunto i testi appunto delle slide. Vediamo se la regia riesce a proporci la prima, quella relativa appunto a Salvatore Riina, quello che inizia il processo distanza, è un dialogo a distanza, e cercate di capire cosa. Eccolo qua, il processo Scopelliti del 94, Salvatore Riina, per così dire dalla linea del governo Berlusconi che si è insediato, c'è tutta una combricola, il signor Caselli, Violante, questo Arlacchi. Ecco, secondo me il nuovo si deve guardare dagli attacchi di questi comunisti. Questo è il plurale siciliano, è il plurale siciliano. Il plurale siciliano. Ecco, vediamo a distanza vediamo la grafica anche tempo, successiva. Ecco, 5 mesi dopo Berlusconi risponde, diciamo così, tra virgolette, o comunque afferma da Mosca: speriamo di non fare più queste cose sulla mafia, questo è stato un disastro che abbiamo combinato. Ma tutto questo ha dato del nostro paese un'immagine negativa. Quanti sono gli italiani mafiosi? Un centinaio di persone che danno immagine negativa nel mondo. Pochi giorni dopo questa affermazione di Berlusconi, vediamo la grafica successiva, Riina risponde e dice: è vero, ha ragione il presidente Berlusconi, queste cose sono invenzioni, cose da tragediatori che discreditano l'Italia e la nostra Sicilia. Si dicono tante cose cattive di Cosa Nostra, ma quale mafia? Sono romanzi. Andreotti è un tragediato, come sono tragediato io, e Carnevale più tragediato ancora. Ecco, professore, Carnevale le ispira qualche fatto particolare? Il giudice Carnevale. Allora, il discorso è molto semplice. Il collegamento con i pubblici poteri da parte della mafia. No, mi dica, no, mi scusi, se no a casa non capisco. Lei fa delle grandi chiose. Carnevale chi era? Chi era Carnevale? Carnevale? Carnevale era il giudice definito da tanti giornalisti e anche da magistrati il giudice ammazza sentenze della Cassazione, perché annullava le sentenze relative a grandi delitti per cavilli. Era un grande giudice di Cassazione, che quando otteneva non so quanto alto fosse, grande come professione non lo era sicuramente, era se riusciva a ammazzare le sentenze, probabilmente... Un ammazzasentenze non è un grande magistrato, un ammazzasentenze è un piccolissimo magistrato siciliano che ha assorbito tanta di quella cultura mafiosa al suo paese che non è riuscito a smaltirla negli anni della maturità e l'ha trasferita nelle concezioni professionali che hanno portato a certe conclusioni. La conclusione è stata quella che tanti delitti sono rimasti impuniti. Questa è stata sempre la caratteristica della mafia, la tendenza un attimo. Comandi. Ma perché c'è questo Carnevale? Perché Totò Riina cita
Carnevale, che funzione ha avuto nel grande processo? Nel più grande processo, allora, il maxi processo si è concluso alla fine dell'87 con tante condanne. A un certo punto Si è concluso in appello. Sì, poi c'è l'appello, ma Rina, per rassicurare in quella sede, in primo grado e in secondo grado, i suoi amici, ha detto: state buoni, perché andate avanti col tempo, con la procedura, prima o poi verrà tutto azzerato. E quindi prevedeva, cioè diceva questo sulla base dell'esperienza che era stata registrata a livello di Cassazione quando Carnevale era presidente della sezione dove venivano prese le decisioni. E casualmente, solo che a un certo punto e casualmente il processo viene affidato a Carnevale, che è presidente della sezione. Sì. E che cosa dice Carnevale? Allora, no, Carnevale, meno male che c'era Falcone a Roma e quindi ha fatto presente al Ministro per la Giustizia di fare la rotazione per la presidenza delle varie sezioni, e viene messo là un certo dottor Valente che ha dato un giudizio molto realistico, ha confermato le condanne. A questo perché punto Carnevale voleva rigettare quelle condanne, certo, e rimandare. Ma certo, in base dobbiamo dirlo ai nostri telespettatori, come si prevede il comportamento di una persona in base al comportamento che ha l'abitudine di assumere in passato. Allora, diciamo che per la seconda volta o per l'ennesima volta c'è un tentativo di affossare il processo, sì, perché Totò Riina dice tanto poi avanti non va. Certamente. Viene dato a un certo giudice, certo, Carnevale, sì, il quale tenta di affossare il processo, allora viene ripreso in mano, viene sorteggiato con altri giudici, sì, e quindi viene ricollocato a un giudice che aveva un criterio di giudizio un po' più normale, non era, diciamo, influenzato da affettivi, è influenzato da Andreotti tramite Vitalò. Ecco, cioè, i nomi, nelle sentenze, i nomi, la ricostruzione ci sono i nomi. Allora, la mafia, Cosa Nostra, aveva era dentro come... la Cassazione? Punto di domanda? Sì, no. Aveva come punto di riferimento... Era dentro la Cassazione. Salvo Lima e Isalvo. E Isalvo incaricano queste due... No, incaricano Nino Salvo e Salvo Lima. Si diceva che i due cugini Salvo in realtà erano tre. Salvo Nino, Salvo Ignazio e Salvo Lima. Allora uno dice Andreotti, salvo comunque, certo, ma non è vero che si è salvato questo. Allora vogliamo dare una, perché noi stiamo parlando ai telespettatori che mica hanno raccontato, sì, mica all'età sua e mie messe insieme, no? Allora raccontiamo cosa era successo. In Sicilia le tasse le riscuotevano dei privati, no? Che, poveretti, mafiosi erano pure, quindi se dovevi pagare poco le tasse andavi là e pagavi il pizzo, no? Se non pagavi il pizzo le pagavi tutte, forse anche di più, perché purtroppo la gestione della raccolta dei fondi è rimasta all'epoca medievale, quando c'erano, le chiamavano le pittime, giusto, no? I gabellini. I gabellini o le pittime. Allora, a questo punto, all'epoca di Falcone e Borsellino, c'erano ancora persone che andavano a riscuotere le tasse per conto dello Stato. Vi immaginate cosa poteva succedere? E questi erano amici dei potenti. E allora c'era qualcosa da spartire o erano tutti generosi e lavoravano per la gente? Questo potere gli esattori Salvo lo hanno acquisito durante il milazismo, quando c'era una giunta che si reggeva su una maggioranza al Consiglio regionale che andava dai fascisti ai comunisti. La Democrazia Cristiana era all'opposizione. Certo.
Che poi i democristiani abbiano diciamo, irrobustito questo potere perché ne traevano soldi e voti è un altro discorso. Ecco, però ha fatto bene a precisare l'origine di questo mandato per carità, unico in tutta Italia, dove dei privati andavano a raccogliere le tasse. Anche, cioè, i comunisti hanno svolto il loro ruolo, ma loro passavano sempre come partoriti da Maria Vergine Immacolata, ecco, e purtroppo le cose sono andate in un certo modo. Lo stesso Andreotti, si chiamava Lenin quello. Lo stesso Andreotti, lei parla un po' più, non ho capito se sono sordo io o parla piano lei. Parla troppo piano il professore. Può darsi che parlo troppo piano io. Allora, il padre del bolscevismo, poi diventato diciamo vagamente comunismo, è un certo Lenin. Sì. Ma Lenin era un morto di fame, no? Perché è sempre la funzione, prende un picciotto e poi gli faccio fare quello che voglio io, poi se mi scappa e mi morsica, vabbè, fa parte del rischio. Allora il signor Lenin fu finanziato e abitava a Zurigo durante la prima guerra mondiale, fu finanziato con decine di milioni di Deutschmark, e li sborsava e veniva consegnato, veniva consegnato il denaro in banche russe e li sborsava la Krupp, che era quella che produceva le armi della prima guerra mondiale, aveva tutto interesse. E questo spostamento è uno spostamento strategico per insinuare un nemico all'interno del regime, diciamo, dello zarismo, che però c'era stata la rivoluzione socialista, e questa situazione indebolisce la Russia, tant'è che poi è lo stesso Lenin che tratterà con la Prussia la fine del conflitto. Siccome il mondo a volte mi pare che ci somiglia, no? Sì, il mondo a volte va alla rovescia, ora ci sono flussi di denaro di Putin verso partiti italiani, che poi verso Salvini e compagni, insomma, ci sono... non solo Salvini, la Le Pen. La Le Pen, ecco, certo. e queste sono tentativi cioè questi sono illegali perché influiscono sulla politica e calpestano i principi e le regole della democrazia. C'era un ex presidente della Repubblica, prima di essere presidente, che tornava dall'Unione Sovietica con le valigie diplomatiche piene di dollari, perché era il sistema per finanziare un partito che andava in una certa direzione, ma gli americani facevano molto prima, usavano le banche del Vaticano piuttosto che banche... Per completare quel discorso delle responsabilità dei comunisti e gli amici di Andreotti, allora, quando Andreotti fu messo in stato d'accusa in Parlamento, cioè presentarono una democrazia, i radicali presentarono una mozione di sfiducia verso Andreotti nel 94, che era ministro degli esteri, per via dei rapporti che aveva coltivato e aveva continuato a coltivare anche nel 79, quando Sindona era latitante, si era rifugiato in Sicilia. La mozione era dovuta a questo. Allora, Democrazia Proletaria aveva manifestato l'intenzione di votare a favore di questa mozione, i comunisti pure. Quando si è trattato di votare, i comunisti si sono astenuti, consentendo il salvataggio di Andreotti. Quindi certi comunisti, quelli che hanno una certa età oggi, quando parlano di Andreotti eccetera, lo fanno perché sanno che tanta gente non ha memoria, ammesso che abbia prestato attenzione a queste cose. Ci fu Maurizio De Luca che sull'Espresso scrisse l'articolo Rossi, punto, di vergogna. Ecco, queste cose purtroppo, come mai? Perché purtroppo, lo dico io da interclassista, purtroppo la cultura di sinistra è andata avanti perché quel partito ha dedicato attenzione agli intellettuali, invece nel centro, a livello di centro, la Democrazia Cristiana non aveva piacere che si parlasse di certe cose eccetera, e ha trascurato gli intellettuali, ritengo, o sbaglio? Ma non lo so, dico solo, io sulle cose interessanti dette oggi mi resta un dubbio come un macigno, perché le cose che sono state dette, alcune hanno fondamento un po' esagerate, ma un fondamento ce l'ha. Dico, ora
che si parla tra l'altro pochissimo della mafia, è sparita? No? Sono spariti gli interlocutori No. tradizionali. Scusa se ti interrompo, quel tipo di mafia è sparita, è una questione di mutazione bravi, genetica. bravi. Vedi, Io qui so ci qual è siamo. il partito della... Qui ci siamo, allora perché altrimenti se noi leghiamo solo la mafia a questi momenti storici, da Garibaldi ad Andreotti, da Berlusconi a non so chi, a Lima, il fenomeno ci sfugge ancora, perché non è un fenomeno che si identifica, nasce e muore con quei momenti storici lì. Siccome sopravvive, oggi in Sicilia chi è il primo partito? La mafia non c'è più? Io voglio capire perché altrimenti, io capisco, allora, anche quando si inabissa esiste, anzi è ancora più pericolosa. Certo, ma è camaleontica, Ecco, cioè allora, nel senso che ripeto, o lo si cambia riprende colore a seconda delle necessità. come fenomeno politico transnazionale che poi di volta trova le alleanze che ci sono, che è guidato, è utilizzato e lui gode della rendita di posizione geografica o finanziaria che ha, ma è un fenomeno permanente che viene guidato. Allora bisogna tagliare la testa a questa mostro, a questa, e se tu non tagli la testa dove sta? E non certo in Sicilia. Ecco. E nemmeno a Roma. È quello il grande mistero. Ci saranno lì. È quello il grande mistero. Tanto per essere chiari, sono strumenti di potere più ampio, più complesso, non solo mediterraneo, e allora dobbiamo affrontarlo come lotta politica fondamentale. E finché non si pone questa come lotta, come l'avete raccontato voi, cose che sono mica segreti, i viaggi di Falcone in America, ma i viaggi dei mafiosi in America, l'uso che gli americani hanno fatto quando la Sicilia non era ancora venuto il fenomeno, il patto di Yalta, poteva l'Italia andare anche dall'altra parte con la Jugoslavia, la Sicilia era utile, tanto che si parlava di uno Stato 54esima stella dello Stato americano, e la mafia era una base di consenso fondamentale, cioè questa permane. Oggi dov'è? Certo, perché se no qui bisognerà fare un'altra puntata. La storia di bisognerà fare un'altra puntata. Andreotti, io vi posso anche seguire su questo. Allora la prima puntata se è questa. Sopravvive. Questa è la prima puntata. Ci ritroviamo. Sopravvive per il semplice fatto, qualcuno l'ha detto, che la mafia è sempre stata capace di adattarsi al mutare della situazione sociale, economica e politica. Questo è l'errore madornale storico dello Stato, è stato quello di affidare la lotta alla mafia pressoché esclusivamente alle forze dell'ordine e alla magistratura. Oh, bravo. E allora, ecco, ci sono state due conseguenze catastrofiche. La prima è che il maggior numero di vittime è stato registrato in queste due categorie dello Stato, che lo Stato ha mandato allo sbaraglio. Secondo, le mafie non sono state frenate né fermate, si sono sviluppate sempre più nelle zone d'origine e hanno invaso il resto della penisola, sono presenti in tutti i continenti e collaborano con le mafie autoctone dei vari stati del mondo. È così che qua bisognerebbe fare una puntata sulla mafia al nord e in Veneto in particolare. Ma infatti in Europa abbiamo visto che i fondi in Europa abbiamo visto che i fondi europei vengono utilizzati in altri stati da figure mafiose, o dell''ndrangheta o di altre cose, e ci sono stati già dei morti. Siccome la mafia è presente in tutti gli stati europei, quando dico mafia dico il complesso delle organizzazioni che seguono il modello operativo di Cosa Nostra, che quindi possono essere contrastate con l'unica legge 416 bis.
All'est, nei paesi d'Europa, le mafie esistono anche mafie autoctone. Nel 2003 in Russia c'erano 600 organizzazioni criminali simili a quelle mafiose. Quindi ha proliferato. Bisognerebbe, non hanno una legislazione o non l'hanno adeguata, basterebbe copiare la nostra. Certo, non lo fanno. Torneremo, ecco il liquido di coltura dove torneremo torniamo sulle mafie europee. Dobbiamo fermarci qua, il tempo è scappato via, siamo ampiamente fuori tempo. Io ringrazio Francesco Trotta per essere stato con noi, giornalista e scrittore di Cosa Vostra, grazie al professor Vincenzo Guidotto, grazie a Settimo Gottardo, anche a lei per la sua presenza. Adesso un breve break pubblicitario, poi abbiamo la nostra rubrica del Memento, affronteremo, anzi parleremo dei giochi invernali, la candidatura di Milano e Cortina ai giochi invernali del 2026. A tra poco, dopo la pubblicità.